Chiudiamo questo lungo capitolo per parlare invece con il nostro ospite di Cinto Caomaggiore, dove insomma sembra esserci vigilia o aria quantomeno di possibile crisi, perché la Lega Nord a quanto pare non è più disposta a sostenere il sindaco. Si dice che insomma consideri che il sindaco Querini fa un po' tutto troppo da solo, prende troppe decisioni da solo, non consulta gli alleati, questo sembra di capire. Allora, a questo punto, che cosa succederà? Quali saranno gli sviluppi? Sì, premesso che a Cinto già da più di un anno la maggioranza è nel caos più assoluto, perché è stata messa in minoranza più volte in Consiglio, perché ha ritirato anche nell'ultimo Consiglio 2 punti all'ordine del giorno perché non aveva la maggioranza, e quindi dato i numeri, perché è una maggioranza che ha 4-5 del PDL Cambiamento, 1 dei 300, 2-3 della Lega, 2-3 indipendenti, ognuno va per conto suo, quindi non si coordinano, è difficile fare qualcosa. Per quanto riguarda poi la Lega ha l'esperienza di Pramaggiore, dove ha fatto la lista col PDL e non ha avuto nessun eletto come consigliere, quindi sicuramente non ripeterà l'errore a Cinto, visto che anche la lista è perdente. Quindi lei vede che insomma si andrà a elezioni? No, io penso che non si andrà a elezioni, perché la minoranza, diciamo, non esiste, perché o sono assenti o perché non fanno opposizione fino in fondo. La Lega penso che stia trattando per portare a casa qualcosa, perché alla fine, se non si fa politica, si gioca su portare a casa clientele, insomma. Quindi io penso... Questo naturalmente noi diamo la parola a chi viene coinvolto insomma in queste dichiarazioni per poter fare delle repliche, ma avremo modo naturalmente di approfondire il tema. L'ho detto in Consiglio decine di volte, e lo dice anche la Lega nel suo documento, quindi evidentemente che in maggioranza sa qualcosa. Certo. Bene, io naturalmente, come ho detto, insomma sarebbe utile aprire su questo tema, anche su quella che potrà essere l'evoluzione a Cinto della situazione, un dibattito anche a più voci. Questo è il nostro impegno e anche il nostro invito a chi lo vorrà raccogliere. Andiamo rapidamente a parlare con il nostro ospite, assessore comunale di Cinto Caomaggiore, Cheti Sutta. Allora, ricordo che 2 giorni fa Luigi Bagnariol, consigliere comunale di Cinto Caomaggiore, ha fatto un pesante intervento dicendo anzitutto insomma che la maggioranza a questo punto è arrivata fondamentalmente, questo non è che neanche l'aveva detto lui, poi le voci già giravano che la maggioranza fosse vicina al capolinea, ma ha detto poi anche la Lega cerca di avere qualche cosa in contraccambio dall'amministrazione. Lei come replica? Beh, intanto buon anno a tutti, e l'unica cosa che posso replicare è che io sono stata votata come amministratore per fare gli interessi dei cittadini e non certo per fare scambi all'interno della maggioranza. Quindi il nostro proposito è quello di trovare un accordo e di proseguire il mandato fino alla fine. Se l'accordo non viene, certamente, se la Lega non ha le stesse idee e non si arriva ad un accordo, probabilmente la maggioranza anche si scioglierà. Per il momento ci siamo trovati il 31 con il sindaco e tutto il gruppo della giunta e abbiamo discusso sulla mia astensione per quanto riguardava appunto la delibera che era stata portata in Consiglio Comunale. Ecco, il problema nasce da una delibera riguardante la protezione civile. Se ho capito bene, c'è un accordo con i comuni di Annone, Gruaro e Pramaggiore e naturalmente Cinto, e insomma lei dice questa delibera io me la sono trovata così all'ultimo momento. Esatto. E quindi di fatto il mio ruolo, perché lei è competente come assessore appunto alla protezione civile, il mio ruolo è stato svuotato di qualsiasi contenuto. Esatto, quindi io
visto quello che mi sono trovata ad andare ad approvare, non ho accettato questo tipo di testo, in quanto anche c'è già esistente c'è già l'intercomunale con tutti i comuni del territorio con cui San Stino fa capofila e che funziona benissimo come protezione civile, quindi non vedo cosa andiamo a costruire altri carrozzeine che non hanno comunque senso. Per cui io con il sindaco ho parlato, speriamo che i chiarimenti e che si continui e si prosegua nell'amministrare insieme. È possibile una revoca di questa delibera? No, perché comunque è passata in consiglio e è andata a maggioranza. E quindi a questo punto in ogni caso quella delibera passa e vediamo come verrà anche sviluppata. Ma quindi allora quello che cui puntate che cos'è? Cioè, diciamo, di avere delle altre delibere che vengano fatte, che correggano questa? No, io pretendo che come Lega Nord, in cui siamo 2 rappresentanti, veniamo coinvolti nelle totali decisioni della maggioranza. È normale che ci saranno anche decisioni che non sono coese perché ognuno ha le sue posizioni. Comunque che si vada in Consiglio Comunale con le decisioni coese e compatte. Non che ci troviamo in Consiglio Comunale con decisioni che non sono neanche stati informati i relativi assessori. L'opposizione è un po' assente a Cinto? Un pochino sì, su questo lo sanno, gli devo fare devo dargli una tirata d'orecchie, che comunque anche nell'ultimo Consiglio Bagnariol ha dato la tirata d'orecchie. E quindi è d'accordo con lui su questo? Sì, su questo sì. Bene, io ringrazio l'assessore Chetti Sut, ringrazio voi per l'attenzione e passo la linea a Pordenone alla direttrice Anna Zoldan.